Beh, certamente l'elemento caratterizzante il Bellini è la pesca bianca. È la pesca bianca che compone un terzo della ricetta originale del Bellini e che è una scommessa che abbiamo dovuto affrontare come azienda, perché la pesca bianca, ahimè, è una specie in estinzione. La pesca bianca era diffusissima nel nostro litorale, soprattutto a Cavallino. C'era una produzione straordinaria nei primi anni del Novecento e dopo è stata spiantata negli anni con delle qualità più commercializzabili, pesca gialla, pesca noce. Quindi noi abbiamo dovuto, per fare il nostro buon Bellini, ritornare alla produzione della pesca bianca, e l'abbiamo fatto anche per far maturare il frutto fino all'ultimo momento, per sviluppare il massimo contenuto di zuccheri e soprattutto di aromi. Il nostro prodotto non viene assolutamente rinforzato con aromi, con concentrati, contiene solo base spumante da uve glera e succo e polpa di pesca bianca. Tutto il resto è tecnologia per conservarlo. Produzione completamente veneziana. La nostra azienda si trova nell'immediato entroterra, utilizziamo uve del luogo, frutta del luogo, e siamo anche riusciti a trovare un produttore di bottiglie della provincia di Venezia, quindi possiamo dire che è un 99% veneziano. Mi mancano le etichette che vengono dal Friuli, ma faremo un piccolo sconto. E abbiamo scelto di concentrarsi sul prosecco, che produciamo da ben 70 anni. Io ho una bellissima foto del mio compleanno con 3 candeline, quindi nel 1962, dove campeggiava già una bottiglia di prosecco di Valdobbiadene. La nostra azienda è l'unica che può spumantizzare fuori zona il prosecco di OCG di Valdobbiadene, e noi abbiamo sempre perseguito questa strada. Ancora adesso la nostra produzione è divisa a metà tra Bellini e prosecco superiore. Bellini va verso i 30 anni perché è nato da una brillantissima idea di mio padre nel 1989, che ha pensato di proporre pronto tutto l'anno un prodotto che in realtà si poteva trovare soltanto a Venezia nel tempo della raccolta delle pesche bianche, quindi fine luglio, primi di agosto. Mi presento quest'anno con questa novità della Lunoteca, che è una enoteca nella botte, e presento appunto il prosecco all'interno del profumo di legno, che è una cosa un po' particolare soprattutto per il mondo del prosecco. Abbiamo usato l'arice per la botte e anche per quanto riguarda tutto l'arredamento, e i clienti sono rimasti molto entusiasti di questo profumo di legno. Io adoro la natura, adoro vedere la vite che cambia dall'inverno, come poi rinasce la primavera, l'estate, per questo mi sono appassionata a questo mondo. E il prodotto adesso si sta anche convertendo al biologico, perché io ci credo molto, e è un messaggio importante di sostenibilità. E il mio prodotto di punta è il Grappoli di Luna, che è la mia vendemmia notturna, che è l'unica vendemmia notturna nel mondo del prosecco. La vendemmia notturna ha una particolarità, nel senso che stiamo cercando quali che sono le influenze della luna anche nel momento della vendemmia, perché sappiamo che la luna comunque ha degli influssi per quanto riguarda le maree, per quanto riguarda le nascite dei bambini e anche per il momento della potatura. Quindi secondo me ha anche degli influssi nel momento della vendemmia. Questo è solo il secondo anno, io sto presentando la vendemmia 2016 qua al Vinitaly, quindi questa è la seconda vendemmia notturna. Abbiamo bisogno di almeno 5 vendemmie per fare uno studio di quelle che siano le differenze, però sicuramente la qualità è molto alta. Non solo vino, in agriturismo abbiamo degli oliveti molto vecchi che stiamo mantenendo sempre con la coltura del biologico, ed è un olio molto buono e molto particolare, quello delle nostre zone, perché è molto delicato, quindi si combina bene anche con i piatti tipici della nostra tradizione e al prosecco. Soave è la zona forse più studiata e più conosciuta, prima zonazione, adesso il progetto sulla biodiversità, quindi un territorio che vive dell'anima di 3.000 persone. Sono tanti i produttori che agiscono in un territorio molto piccolo, quindi abbiamo una grossa responsabilità.
a partire proprio dall'anno scorso, del riconoscimento delle colline Vitate del Soave come primo paesaggio rurale di interesse storico. Quindi noi dobbiamo stare attenti a due cose: cercare di fare il vino sicuramente più buono, ma cercare anche di farlo in un ambiente che sia al massimo della sua bellezza espressiva. Quindi innovare cosa vuol dire? Vuol dire trovare le formule per rendere questo vino più sostenibile e trovare i meccanismi per misurare come riescono questi 3.000 produttori a creare bellezza nel paesaggio. Lo facciamo con due progetti ben definiti. Il primo si chiama Le Vie Verdi del Soave, quindi possiamo definirlo quasi un modello di difesa avanzata. Non ci interessa quale sia la tua strategia verso la sostenibilità come azienda, come cantina, come sistema produttivo, ci interessa però misurare realmente qual è il risultato reale. Acqua, aria, suolo, lo facciamo con il protocollo della biodiversità. Abbiamo cominciato l'anno scorso su 1500 ettari, quest'anno saranno 7000, speriamo che i risultati siano assolutamente positivi. Dall'altra parte misurare i valori del paesaggio non è facile, credo siamo i primi anche in Italia da questo punto di vista, lo facciamo con l'Università di Venezia, muretti a secco, piccole capezzanie, i corsi d'acqua, le pievi rurali, per capire quali sono gli elementi che portano valore in un paesaggio e quali diventano elemento di criticità da migliorare. La collezione Off di Bonollo nasce proprio con l'idea di dare delle nuove emozioni sensoriali, quindi dei pezzi particolari che diano la possibilità di trovare qualcosa di nuovo, frutto appunto della capacità di invenzione, della capacità di creare e di mettere insieme quel che è il nostro know-how e la nostra conoscenza. D'Orange Off, che presentiamo al Vinitaly, è la combinazione della grappa Off Amarone Barrique con infusi di scorze d'arancia di Sicilia. Come risultato si ottiene tutta l'intensità della grappa e la freschezza che viene dall'arancia, quindi un'esperienza nuova che va degustata fresca e che permette veramente di avere una novità da condividere insieme agli amici. Il mercato premia queste scelte perché il mercato vuole sempre avere qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare e di diverso, e il consumatore, nel momento in cui riconosce degli elementi di unicità, automaticamente si porta ad apprezzare ed è disposto a premiare questa tipologia di prodotti, perché questi sono prodotti ad alto valore edonistico e quindi hanno la necessità di essere capiti, e per essere capiti vanno degustati in maniera moderata e con tanta attenzione, quindi è un bere consapevole per forza di cose.